Fotografia o filmato? O tutti e due? Filmato. Filmato perché è più generoso. È più generoso, ti fa più sentire vivo nel tuo giorno migliore. Noi pensavamo di fare solo fotografia, a dire il vero, perché poi il video alla fine non si guarda mai. E delle fotografie volevamo farne tante, questo sì, per ricordare il momento. Allora, io non vorrei il filmino, perché come mi succederà quando mi vedrò in televisione non mi piaccio mai a rivedermi finché parlo, quindi parliamo solo di fotografia. La foto attaccata all'album classica è ciò che è più normale al matrimonio, quindi forse resterei attaccato a questa tradizione, anche perché la foto deve ricordarmi il momento, non tutta la giornata, ma il singolo momento della giornata. Diciamo che alcune foto devono lasciare il segno, quindi un album, un bel album, non proprio classico, ma anche l'album secondo me ha molto più valore. L'album stampato come vanno adesso, perché ho paura che quello con le foto incollate ricordi quello dei genitori, anche se andrà a finire che tra 10 anni ritornerà fuori, quindi il nostro sarà retro. Però per il momento ci piace così e quindi sarà quello. E spererei che fosse un fotografo che non mi fa mettere in posa, ma che mi prenda in posizioni naturali e soprattutto col profilo migliore. Quindi un reportage? Sì.